Eccoci qui, di nuovo nella rubrica dei cuori solitari, amici telespettatori. Questa sera vi voglio presentare un ragazzo di Marsala di 32 anni che è in cerca naturalmente della sua ragazza ideale. Ve lo presento subito, si chiama Enzo. Ciao Enzo. Ciao. Allora Enzo, dimmi, tu praticamente sei in cerca della tua ragazza ideale? Sì. L'anima gemella, per esattamente, sì. Cerco la ragazza per poterti sistemare. Giustamente, sì. Tu hai 32 anni? 32 anni. Sei marsalese? Sì, sono e sei completamente single? Esattamente. Mai sposato? Giusto? No. Non convivi con nessuno? No, con nessuno. Hai convissuto in passato, no? No, niente. Perfetto. Allora, dimmi Enzo, praticamente come dovrebbe essere il tuo ideale di donna praticamente? Comunque il mio ideale di donna dovrebbe essere comunque che sia sincera, comunque in poche parole deve essere simpatica, una bella ragazza, sì, giustamente. Parliamo come aspetto fisico, tu la prima cosa che vai guardando è l'aspetto fisico, giusto? Sì, a colpo d'occhio praticamente. Ma di più di carattere comunque. Ti interessa praticamente il carattere? Esattamente. Per vedere se insomma si andate d'accordo. Esattamente, sì, il carattere è la cosa principale di una persona comunque. Che giustamente. Ti piacciono le bionde o le brune? Su questo discorso comunque non c'è un paragone. Cioè non hai preferenza? No, o biondo o bruno? No, esattamente. Basta che è una bella ragazza. Esattamente, sì. La vuoi singolo naturalmente? Sì. Che non sia ex sposata? No, niente. Non la vuoi separata? No, niente da la vuoi completamente single? Esattamente, sì, perché io sono single giustamente. Ascoltami Enzo, tu lavori? Sì, lavoro in una ditta di autobus. A Marsala sempre? Sì. Hai un lavoro praticamente fisso? Esattamente. Abiti con i tuoi genitori? Esattamente, abito con i miei genitori e sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Sì, me la passo abbastanza bene comunque. Vabbè, parliamo dell'età di questa ragazza praticamente che cerchi. Dovrebbe partire da unità base di quanto? Da 30 a salire. Dai 30 a salire? Esattamente. Cioè, mi sembra esagerato, partiamo magari dai 25, perché se viene qualche ragazza dai 25. Da 25, giustamente. Partiamo dai 25 fino ad arrivare a un'età di? 30, 32, l'età mia. Anche 35. 32, ci fermiamo a 32. Ci fermiamo a quindi dai 25 fino ai 32 sì, esattamente. Deve essere single. Questa ragazza dovrebbe lavorare oppure non ha importanza? No, questo non conta comunque. Non ha importanza. Non ha importanza. L'importante è che lavori tu. Sì, esattamente, comunque. Non c'è bisogno che lavora comunque. Va bene. Enzo, dimmi, secondo te che cosa è importante in un rapporto per andare d'accordo? La fiducia. La fiducia che io in poche parole non ho avuto. Non hai avuto mai? Hai avuto delle brutte esperienze in passato? Esattamente, sì. Non ci vorresti incappare più praticamente? Esattamente, infatti la prima cosa che farò giustamente se trovo la ragazza giusta è frequentarla giustamente per vedere appunto se sei il tuo tipo oppure. I caratteri coincidono comunque. Certo. Ascoltami Enzo, come passi il tempo in una giornata? Quali sono i tuoi hobby? Ma io tempo ce n'ho pochissimo comunque. Quello che ho lo svolgo facendo una palestra di fitness. Basta così, quello che trovo comunque. Mentre la tua musica preferita, che musica ascolti? Musica italiana, discoteca. Cioè basta che sia musica orecchiabile? Sì, esattamente. La napoletana ti piace? Sì. Ti piace anche, pure? Basta che è orecchiabile bene? Sì, esattamente, sì. Ti definisci un tipo romantico o un tipo sportivo, trasgressivo, non so? Trasgressivo? No, comunque sei romantico? Sì. Che segno zodiacale sei? Sono cancro. Sei cancro. Esattamente, sì. Comunque spero che troverò comunque la mia anima gemella, comunque. Io ti auguro tanta buona fortuna, insomma, un in bocca al lupo, perché l'anima gemella prima o poi la troviamo tutti. È tutta questione praticamente di avere pazienza e sapere aspettare. E soprattutto una cosa da non dimenticare, accontentarsi. Perché alle volte uno cerca la luna e la luna logicamente non viene. Vabbè, questo sì, ma giustamente uno deve pensare pure che il carattere di una persona giustamente c'è quando va, c'è quando non va. Va bene. Allora, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Enzo, un ragazzo di 32 anni, marsalese, che è in cerca della sua donna ideale, la sua ragazza praticamente per sistemarsi, per insomma potersi creare una famiglia. Enzo ha intenzioni serie, ha intenzione di crearsi davvero una famiglia, fare figli, eccetera, eccetera. Per cui per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Enzo, possono farlo chiamando l'attenzione al suo numero telefonico che state vedendo insomma in pressione. Enzo è qui, sta aspettando le vostre telefonate, per cui se c'è qualcuna che Enzo diciamo fa simpatia, e allora telefoni al suo numero telefonico e vi mettete naturalmente in contatto. Enzo, cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando? Speriamo che sono in tante comunque. Va bene.
Auguriamo allora belle feste natalizie. giusto? Sì, sì, tanti auguri a tutte comunque. Speriamo che prima insomma che finiscono le feste natalizie tu ti fai fidanzato, io lo spero. Ma speriamo giustamente che trovo più la persona giusta comunque, perché Vabbè. giustamente anche questo fa comunque. Logico. Vabbè, amiche telespettatrici, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Enzo. ciao ciao. Ciao. Oh yeah.